pronti? Siete pronti? Sono pronti? Siete pronti? DJ Style is in the house. Ragazzi di Generazione Non Stop, il primo DJ di oggi è DJ Style. No. Salutiamo a tutti. Salutiamo tutti, Generazione Non Stop, un saluto a tutti. A tutti. Agli amici di? Agli amici di dove siamo qua? Scivolandia. A Scivolandia. E gli amici di Generazione Non Stop. Non Stop. E gli amici di? Dica lei. Di San Giovanni. Sì, anche. Di Cammarata. Sì, poi. E salutiamo Agrigento, Palermo, salutiamo a tutti, a tutto il mondo. Inizia Generazione Non Stop Summer TV. Nome. Giangav. Cognome. Traina. Nome d'arte. DJ Style. Provenienza. San Giovanni Gemini. La musica che suoni. House, commerciale, anni 90 e dance. La musica che ami. House. Segni particolari. Nessuno. Sogni particolari. Continuate la carriera da DJ. Seguiteci, venite qua. Allora, siccome il tema di oggi sarà la canzone preferita, qual è la canzone preferita? Non me ne vengono d'amore. Come fa questo piccolo grande amore? Mi manca da morire questo piccolo grande amore. Ecco, sarà questo, bravo, applauso. Sarà questo il tema di oggi. Si comincia cantando, ecco qua. In questa puntata parliamo di musica, signorina, parliamo di musica. Qual è la sua canzone preferita, una canzone italiana preferita? Sì, ma in questo momento non me ne viene in mente manco una. L'abbiamo colta sorpresa? Sì, abbastanza. Sotto questo sole? No, La cura di Battiato. La cura del... Sotto la doccia però. Come ci troviamo sotto il sole? E come fa? Oddio, no, questo è troppo. Io non la so, ma non chiedo a me che io non la so. Azzurro. Il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Stop. Bellissima performance. Sì, meravigliosa. Come si chiama? Deborah. Deborah? Santo Stefano. Signorina, mentre si trucca vogliamo sapere una canzone italiana. La canzone italiana preferita? Français. Tu parles français? Ouais. Come niente fosse? Comment on dit en France? Chanter? Chanter, una chanson française. Come parlo bene il francese? Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie. Allora, una canzone francese. Sì, una bella canzone francese. Oui, c'est la chanson de Edith Piaf. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Buon amour. Salve! Salve Katia! La sua amica mi ha detto che canta meravigliosamente in francese, però noi vogliamo sapere se lei conosce una canzone italiana e magari ce ne canta un pezzettino. Oh, mannaggia. Non parla italiano? No. Nemmeno francese? Che lingua parla? Oh, mannaggia. Pronto? Una canzone in cinese. Oh, mannaggia. Continuiamo verso questo lato. Salve! Abram, se ti chiamavi Onofrio mi veniva più facile chiamarti. Mamma mia. Tu è da molto che sei in Italia a quanto pare, giusto? Guarda, a quanto pare in Sicilia, visto che mi dicono, scherzando tra virgolette, dicono che siamo dalla parte terronia, anche io sono dalla parte terronia in Colombia. Sì, ma è da molto che sei in Italia? Da 2 giorni. Da 2 giorni, allora una canzone italiana che ti piace di più, che ti piace tanto, la canzone che mi piace di più è questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Glu.
in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era ora c'è. Quindi ti piace Celentano? Sono molto fanatico a Celentano. Pomeriggio, 3 per azzurro, se no pure il treno va, 3.000 baci, cos'è? Quanto è? Cantiamolo. 4.000 baci, 3.000 baci, quanto sono i baci? Quanti sono baci? No, si salva chi può. Io amo gli 883. Cantano un pezzettino di una. No, io non so cantare. Sono stonata. Diglielo che sono stonata. Americana, lei non è italiana. Vieni a ballare in Puglia. Viene a ballare in Puglia e a ballare in Puglia praticamente non ha voce. L'emozione non ha voce a quanto pare in questo caso. Una pugliese che non sa cantare viene a ballare in Puglia. È come un colombiano che non sa dire oye, come stas? È una canzone colombiana. Una canzone colombiana. Cantare una canzone colombiana. Ecco, grazie. E poi dice la pugliese che non sa cantare la canzone e viene a ballare in Puglia. Ed ora siamo con Serena Stanzani, cantante. Ciao Serena. Ciao. Benvenuta a Generazione Non Stop, più volte insomma ci siamo incontrati e scontrati qua su Generazione Non Stop e anche con vari videoclip che abbiamo realizzato, quindi, o meglio ho realizzato per te, quindi con la tua fantastica voce hai dato la colonna sonora a questi videoclip. Allora Serena, Star Music Festival, mi puoi dire qualcosa? Sì, lo Star Music Festival è un'avventura iniziata l'inverno scorso, la finale si è svolta a novembre a Roma. È un festival, una bellissima creatura che era la prima edizione ideata da Paolo Fabio Albertini e che adesso sta, come ho avuto modo di constatare, sta crescendo. È stata un'esperienza davvero straordinaria, ho avuto la fortuna di vincere il primo premio, quindi ho vinto una borsa di studio per quanto riguarda le lezioni di canto, di cui inizierò ad usufruire a partire da settembre presso la Melody Music School di Roma con l'insegnante Loretta Martinez. Mentre stanno vedendo le immagini del videoclip di Nicolò Fabi, Parti di me, interpretate da Serena Stanzani. E all'interno di Scivolandi abbiamo Stefano Virga che intervista un po' le persone, in questo caso oggi si parlerà di musica, essendo che con te si parla di musica, farà cantare alle persone magari la loro canzone preferita. E a te vogliamo chiedere qual è la tua canzone preferita? Ma io ho tante canzoni preferite, una delle canzoni che preferisco... Occhio perché ti dico canticchiamela, quindi... Una delle canzoni che preferisco è Circle di Eddie Brickell. Non la conosco, come fa? Me, I'm a part of a circle of friends and we notice you to come around. E vediamo gli altri come cantano. Io di risposte non ne ho mai avute. E una più moscia non poteva cercarla. Hanno ucciso l'uomo ragno. Io ho tante qualità, ma al canto proprio no. La signorina ha tante qualità, però non ha però ci faccia una performance delle sue qualità. Faccia finta che è in un provino. Bella bronzata, complimenti per la bronzatura. È diventata nera quanto me. Aveva avuto un po' di caffè e è venuta a lavorare là come una nera là sopra. Quindi siete amore, quasi. Devi nascere. Esther e Abram ci salutano, continuano a fare la loro animazione qui a Scivolandia e grazie per la vostra collaborazione. Ragazzi, vi aspettiamo a Scivolandia, mi raccomando, con Generazione Non Stop, qui a Scivolandia, animazione G-Enjoy, Abram Passo è il nostro locutor. Buon divertimento, ciao. It's my way. I just wanna live when I'm alive. Oh, it's my life. La musica suena, la noche de cristales, bellezza en fila, el amor me quema. La musica suena, la noche de cristales, bellezza en
Quindi il tuo lavoro continua e nel corso degli anni, non mi ricordo quando è stata la prima intervista con te, comunque ti abbiamo seguito perché ti abbiamo preso a cuore, perché vediamo che insomma la strada la stai percorrendo bene. Poi un altro avvenimento che è successo quest'anno, un altro dei grandi avvenimenti, ce lo vuoi dire tu? Qual è stato? Legati sempre allo Star Music Festival ci sono state un paio di cosette, come il premio Casa Sanremo, per il quale siamo stati a Sanremo appunto nel mese di febbraio e ho cantato presso il Palafiori, mentre a dicembre è uscita la mia seconda opera letteraria edita dalla casa editrice Edizioni La Gru di Padova. Si tratta di Chérie, c'est magnifique, il prosieguo di I'm in Wonderland. Anche se... Quindi ricordiamo appunto che Serena Stanzani scrive anche libri, quindi I'm in Wonderland è stato il primo e quindi adesso questo proseguo. Allora, ci vuoi dire in 2 parole questa storia di questo tuo secondo libro? Sì, nasce anche questo secondo libro come pagina su Facebook, quindi dopo aver visto comunque un riscontro ho pensato a una pubblicazione. Si tratta della seconda faccia del Wonderland, un po' del lato oscuro, in parte autobiografico e in parte una scrittura volontariamente cinica e irrispettosa. È una bella lettura comunque. Ci vuole anticipare niente, compratelo. No, compratelo dai, per favore. Una canzone italiana che mi piace. Sì, che canta magari spesso, in macchina, quando lavora. Celentano, sì. Come fa a cantare io adesso? No. E all'improvviso, eccola qua. Ancora? Sì. A me mi piace Gianni Morandi. E una di Gianni Morandi. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore. Ho bisogno di te, ho bisogno di te. Qualcosa che sono geloso. Ti spaccherò il muso. La fisarmonica. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno. La murica mi dà sti di l'autunno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno. La 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 la. Si vede nella faccia e nel cuore. E non so più. E allora 2 parole a questo punto anche sul Village Music Lab Academy. Sì, il Village è una grande famiglia, è un'associazione no profit gestita dai 2 avvocati Concetta e Pietro Petti e dal maestro Vincenzo Capasso, oltre comunque ad uno staff molto nutrito di cui fanno parte Walter Bisogni, Tina D'Angelo, Michele Lunella. È davvero una realtà stupenda perché cerca di valorizzare i giovani cantanti del sud e centro Italia. Io ho avuto il piacere e l'onore di far parte del Village già 2 anni fa. È da 2 anni che seguo l'Academy, quindi una scuola di formazione che cerca appunto di formare noi ragazzi a 360 gradi con lezioni di recitazione, logopedia, tecnica vocale, eccetera. È una bellissima vetrina perché ci dà l'opportunità di farci ascoltare da discografici e da produttori di fama nazionale ed internazionale, quindi dai big del settore. E offre un format televisivo, anche questa piattaforma, che è ovviamente un'opportunità non indifferente. E le immagini del tuo videoclip, quelle che stanno vedendo, cantano così. Mai vorrei vederti piangere, mai vorrei vederti piangere. Buona estate a tutti gli amici di Generazione Non Stop. Ciao! Ho comprato stasera e il mio cuore lo sa, lo io da te. Ora non si muore, non si sa curare.
perché muoio per te. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te e allora io quasi prendo il treno, vengo da te, il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mattina mi sono svegliato, bella ciao, ciao, ciao. Sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle braccia, usci dall'acqua e mi vieni a abbracciare vicino a me, di Marina. Una ragazza buona ma, carina. E lei non può sapere del mio amore, mi diede un bacio e dell'amo sbocciò. Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh ma bella amora, no, non mi lasciare, non mi devi nare, oh no. Oh mia bella amora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, oh no. A quanto pare le canzoni più amate dagli italiani sono le canzoni queste, quelle più conosciute, quelle più cantate dai karaoke, proprio i classici italiani, sono queste, quindi tirando le somme, le canzoni che preferiscono tutti i siciliani, ecco in questo caso. Allora noi ringraziamo Stefano Virga, salutiamo e ringraziamo Serena Stanzani, salutiamo e ringraziamo anche DJ Style. Allora noi ci vediamo alla prossima, va bene? Anzi, prima facciamo una cosa, sentiamo proprio i saluti di DJ Style e poi ci salutiamo noi, dai. Contatti. Mi potete trovare su Facebook Giancarlo DJ Style Traino, oppure l'email dj.style92@hotmail.it. Saluti. Ciao generazione non stop. Signori, facciamo un applauso alla signora che sta per cantare una canzone. Facciamo un applauso. Signora. Parle pas italien. Come parla? No. Do you speak English? No, français. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Una canzone La Mer. Salutiamo, ciao, alla prossima. ...22 luglio 2012, Generazione Non Stop con Abraham Passo, G-Enjoy Animation, Anna, Repubblica Dominicana e tutti gli invitati di Scivolandia. Un forte urlo! Ok ragazzi! Azzurro. No, non la conosco. Sotto questo sole bello. Nemmeno, mi spiace. Ya lo va pure sto... Cantata. Oddio, no dai, ti prego. No, ti prego. Continuiamo a far cantare le persone grazie a Stefano Virga. Annuncia Stefano, vai. Stefano Virga, non mi puoi prendere così. Aspetta. Io mi aspettavo saluta. Quelle più cantate anche nei karaoke. Sta mosca però. E vabbè, c'è andata male con la signorina francese. Aspetta che Omar mi si sono scappate. Quale ciabatte? Un attimo. Stefano che sta per arrivare con i suoi... Sì. Ok. Fammi pensare. È volata. Un saluto a Vincenzo Zimbardo, il nostro grande amico infermiere da Cammarata. Ciao a Como, ciao Zimba! Tagliate. No, assolutamente. No. Non canta lei, mi canti una canzone. Ah, per questo sapeva che doveva cantare. Sono sordomuto. Scusate, andiamo avanti.
La butti in acqua. Sì, ma poi finisce male però. No, merci. Una canzone in francese? No, grazie neanche, non capisco. Cinese. Cin cin chong, cin cin chong, cin cin chong. Cantano tutti cinesi oggi. Live from Scivolandia. Attacca io, mio también. Generazione Non Stop Summer TV, il programma dell'estate con Omar Bolognesi. Tutte le domeniche mattina alle 9:10 e la sera alle 19 e in replica il martedì alle 15, il mercoledì alle 21 e il giovedì alle 24. Generazione Non Stop Summer TV.